quello più grande che sto passando, anche se a causa di altri, è che si buttano o contatore da luci e l'Enel me la stavo oscuro, l'Enel mi disse vuoi la luce? I soldi ci vogliono. Ciao Gianni. Il risponditore automatico gliel'ha detto. Esatto, cioè lui ha chiamato l'Enel. Prova a chiamare l'Enel. Ok, aspetta che faccio la prova a chiamare l'Enel. Ecco, faccio così e mi risponde direttamente il call center. Ecco. Questo è un messaggio automatico. Ecco, automatico. Se avete dei problemi, digitate il codice utente. Ecco, digito il codice utente 791. Ok. Aiutatevi. Sì, ho finito. Adesso... Aiutatevi. Ho finito, premo cancelletto, ho finito. Ecco, poi che devo fare? Lei è stato riconosciuto. Ecco, bene. La sua utenza corrisponde a tale signor Formosa Fabio. Sì, buongiorno, sono io, guardi, Che bello nome. Ma lei è un risponditore automatico, scusi, come si permette? Cioè, faccia capire. Ora urlare nel telefono la problematica. Allora, io ho una problematica. Ieri mi hanno rubato. Prego, ripetere. Io ho una problematica. Ieri mi hanno rubato il contatore. Dicono tutti così. Tra 5 minuti ci arriva il 112. Ah, ma perché, scusi? Io vabbè, non ho pagato la bolletta. Vabbè, non ho pagato Attenzione. la. Sì, vabbè. Attenzione. Cosa devo fare? Pronto, risponditore, mi risponda. Premete 1 se vi siete fottuti la luce della strada passante. Effettivamente. Premete 2 se vi siete attaccati nel contatore del vicino di casa. Che peraltro è mio cognato, quindi insomma ne approfitto. Premete 3 ecco. se vi fate la corrente direttamente con il vostro gruppo elettrogeno. Scusi, c'è l'opzione rubare la corrente al cognato e alla suocera? Opzione 4. Meno male. Se non ci rubate la corrente alla suocera al cognato, ecco. siete il numero 1. Vabbè, comunque per poter riparare a questa situazione, scusi, cosa devo fare? Cosa ci vuole? Premere asterisco. Ecco, premo asterisco. Vado. Attendere, prego. Sì, ora risponde il nostro operatore. Sì, ma scusi, che senso? Attendere, prego. Da un pezzo che tra sono 5 minuti risponde il nostro operatore. Bene? Io è da un pezzo che sono qui in linea ma non ho avuto alcuna risposta. Attendevo, francese. Wait, please, attendere. Momento. Va bene, io sono in attesa lì che aspetto, bello che tranquillo, però sinceramente non ho nessun. Pronto? Sì. Pronto? Sono Jennifer, pronto? Jennifer, e lei? Che l'utente, pronto? Sono l'utente. Lei che l'utente? Io sono latente. Che è il suo problema, pronto? Poi anche fa scruscio, pronto? Lei sente, va, si sente, pronto? Pronto? Allora... Pronto? Sì, pronto? Il telefono, pronto? Tu non te la portare mai la sì. Allora, però ci vedere tempo che ci sono tanti utenti che attendono. Jennifer, lei chi è l'utente che attende? Io l'utente che attende. Pronto? Sono l'utente di tendenza. Chi è l'utente che attende lei? Da un pezzo che te. Allora ascolti, ho una problematica. Sì? Ieri mi hanno rubato il contatore. Ha capito, signora? Mi hanno rubato il contatore. Pronto? Ha capito? L'utente che te pronto? Ora lo sento bene, pronto? Lei mi sente? Io la sento bene. È l'utente che attende? Signora, sì, sono io. Salve, sono Jennifer. Mi ha riconosciuto. Mi hai riconosciuto? Veramente mi chiamo Nunzi, mi capisci Nancy? L'ho riconosciuto. Ma qui nel call center mi faccio chiamare Jennifer. In cosa posso essere utile, signori? Allora, io ho una problematica. Sì? Mi hanno rubato il contatore ieri. Mi dice l'indirizzo, per favore? Ascolti, però mi ascolti, io mi confesso con lei perché so che posso permettermi, perché in realtà non me la... Invece passa a padre l'altro. Non ho un momento. Si vuole confessare? No, ascolti. Cosa parla? Posso parlo. Allora, io in realtà non me l'hanno rubato, io non pago la bolletta perché mi rubo la corrente da mio cognato e da mia suocera, capito? Cioè adesso lei nel vuole conto e ragione e mi manda le bollette, devo pagare un sacco di soldi, capito? Cioè come la possiamo sistemare questa cosa? Attende lì un momento, sto chiamando sua suocera. Non mi faccia la stronza, signora. Però te la suocera famosa lei? Signora, la prego. Ha capito perché le telefonava che ci arrivano con le bollette alte? Signora! Che hanno rotto da Senta, signora! Ma fa un filo! Un filo che esce da fuori, che lei ci pareva che era quello dell'antenna. Non è quello dell'antenna.
Si fotta la corrente. Ma non glielo dica, Lei vada sotto la scala, signor. c'è il contatore, si vede che c'è un filo che fa un ponticillo. Sì, esatto. Si vede che c'è un filo che fa il ponticillo tra il contatore del suo Iennero e il suo. Ecco, questo significa che si sta fottendo. Lui. Signora, non se la Quella canti. radio, Non se la canti. È saluto, avanti 50 euro, arrivederci. Pronto? Sì. Sente? Allora, signora, Tutto a posto, sistemato. Ah, perfetto. Le feste sistemato lei. Le feste. Signora, con le feste, scusi. Arrivederci. Ha sistemato la cosa, signora. Grandi Pronto. brevetti non si sentiti. Pronto, signora. Arrivederci. Ha sistemato. Pronto. Alla